Breda di Piave incredula per l'espulsione del giovane studente tunisino accusato di inneggiare alla jihad. Su Facebook eloquenti video e foto, ma la famiglia lo difende. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la pena definitiva dell'ergastolo per Cesare Battisti, l'ex terrorista condannato per 4 omicidi, arrestato dopo 37 anni di latitanza. I giudici hanno respinto la richiesta della difesa di commutare la pena del carcere a vita in 30 anni. Chiama la moglie in giardino, poi si spara, un colpo di pistola al cuore, tragedia stamane a San Zerone, degli ezzelini sconosciuti i motivi del gesto del sessantenne. Frani nel Pago, un'altra notte difficile per i residenti di Schiucazzi evacuati, questa mattina nuovi crolli, il borgo rimane chiuso e nessuno si può avvicinare. Rogo nel pomeriggio di ieri nella sede di Confindustria Venezia, fiamme subito domate dai vigili del fuoco, ma per i vertici dell'ente sarebbe un atto doloso. Un altro nulla di fatto a Roma, il braccio di ferro Lega Movimento 5 Stelle ormai quotidiano, il presidente Zaia dice anche la pazienza ha un limite, torna a evocare le piazze. Il nuovo direttore, 25 concerti annunciati tra maggio e ottobre, la collaborazione con i solisti di livello mondiale. A 60 anni dalla fondazione l'orchestra I Solisti Veneti sostituisce lo scomparso fondatore Claudio Scimone e guarda al futuro. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, bentrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali. Dunque torniamo a parlare della vicenda di cui abbiamo già raccontato ieri, e cioè del giovane 19enne tunisino di Breda di Piave, di origini tunisine, residente a Breda di Piave nella Marca trevigiana, espulso per pericolo terrorismo. Un paese, Breda di Piave, che rimane incredulo per questa vicenda, ma le indagini dell'intelligence che andavano avanti da parecchi mesi saranno basate molto anche su le sue dichiarazioni e i video che il ragazzo aveva postato sul suo profilo Facebook. Il giovane era residente a Breda di Piave assieme al padre e ad un fratello. Sul suo profilo Facebook aveva postato più volte immagini e foto di guerriglie dell'esercito islamico. Yahya Mansour, 19enne, lodava la jihad, la guerra santa, il martirio dei mujahideen morti in combattimento. Tenuto sotto stretta osservazione dalla Digos e dall'intelligence antiterrorismo fino al decreto di espulsione firmato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini per motivi di sicurezza dello Stato e pericolo terrorismo. Così ieri, appena atterrato da Tunisi, è stato rimesso sull'aereo e rispedito in Tunisia, dove vive la madre. Se andasse a trovare i familiari, se dovesse finire dei corsi di studio come lui avrebbe sostenuto, oppure se avesse invece contatti con terrorismi e con esponenti della jihad tunisina, saranno le indagini degli investigatori a stabilirlo. La certezza è che Yahya Mansour non potrà più mettere piede in Italia per 10 anni. Fra l'altro, il giovane studente trevigiano aveva postato sempre sui social una foto inquietante, un fotomontaggio, lui seduto sugli scalini del Duomo, accanto il volto di un terrorista. A Breda di Piave questa mattina cittadini sotto shock, un fulmine a ciel sereno, dicono le persone che lo conoscono. Certo è che un giovane che si avvicina tanto alla jihad e che posta messaggi di esplicito tenore antisemita fa paura, spiegano altri cittadini. Uno studente che ha vissuto nella Marca per tanti anni e che ha studiato al Giorgi di Treviso, ma che allo stesso tempo ha abbracciato un credo pericoloso. Le indagini ovviamente sono tutt'altro che concluse. Adesso parliamo di Cesare Battisti, l'ex terrorista dei PAC, condannato per 4 omicidi commessi alla fine degli anni 70. Lo ricorderete, arrestato dopo 37 anni di latitanza lo scorso gennaio in Bolivia, uno degli omicidi ovviamente a Santa Maria di Sala con Lino Sabbadin. Ebbene, la Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la pena definitiva dell'ergastolo per Battisti. I giudici hanno infatti respinto la richiesta della difesa di Battisti di commutare la pena del carcere a vita in 30 anni, che al netto del prezzo offerto ammonterebbe a poco più di 20 anni e 7 mesi. I difensori di Battisti hanno detto di essere pronti a impugnare questa decisione dei giudici, che quindi hanno rigettato la richiesta di commutare l'ergastolo in 30 anni. C'è però da dire che, a quanto si apprende, la Corte d'Assise d'Appello di Milano, che ha confermato la pena dell'ergastolo per Battisti, ha stabilito che la pena nel suo caso non è ostativa alla richiesta di benefici, da quanto appunto si è saputo, avendo già scontato come prezzo offerto 6 anni e mezzo circa, l'ex terrorista dei PAC potrebbe richiedere benefici come permessi premio già
tra 3 anni e mezzo circa, dopo che avrà scontato complessivamente dunque 10 anni di carcere. Dunque queste le prime informazioni dopo la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano. Adesso a San Zenone degli Ezzelini il silenzio di una mattinata come tante alle 6 di questa mattina nel paese, squarciato dallo sparo, uno sparo e da una tragedia che ci racconta Vanessa Banzato, che si trova proprio sul posto. Vanessa. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo a Liedolo, frazione di San Zenone, erano le 6 questa mattina quando la moglie di un sessantenne si è sentita chiamare dal giardino, non ha fatto neanche in tempo a scendere le scale per uscire e si è udito uno sparo. Quando è arrivata nel giardino si è trovata davanti a una scena agghiacciante, il marito disteso a terra, il petto squarciato da un proiettile sparato da una pistola che poi è stata trovata accanto al corpo di questo uomo di 60 anni, questo uomo che lavorava, da quello che si è capito dalle prime informazioni, in un'azienda Orafat, da un anno era in pensione. In paese c'è il totale sconforto, uno shock completo, perché abbiamo sentito alcune persone che lo conoscevano e non sarebbero mai aspettate un gesto simile da questa persona. Sul posto subito i sanitari del 118 del SUEM di Crespano, che non hanno potuto far altro che accertare il decesso dell'uomo, e i carabinieri che stanno cercando di capire cosa possa essere realmente successo, perché in realtà si è trovato il corpo senza vita della persona, accanto una pistola, non si esclude nessuna ipotesi. Quella più accreditata resta senz'altro quella della volontà di togliersi la vita, però ecco, non si esclude, gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. Se ci saranno maggiori aggiornamenti io vi richiederò la linea. Per il momento è tutto. Grazie a Vanessa Banzato. Torniamo adesso in Alpago con un'altra notte insonne per gli amministratori di Pieve d'Alpago, ovviamente anche la protezione civile e i tecnici, i geologi e soprattutto i residenti del borgo di Schiucazze, evacuati ormai da giorni. Un'altra notte insonne in attesa di un crollo che ormai è inevitabile. Continua inesorabilmente a muoversi la frana di Schiucaz. Ormai, dicono gli esperti, è solo questione di tempo, e questa è stata davvero una nottata difficile per i residenti. Noi non dormiamo più, ci hanno detto, ogni mattina veniamo qui a controllare se le nostre case ci sono ancora o se sono sotto le macerie. È una nottata che sarà di tante, perché purtroppo ormai le prospettive sono quelle che non sarà una cosa che si risolve a breve, ma che dovremmo assieme tutti cercare di superare. Ieri, dopo il sopralluogo del geologo, le notizie che ormai si sapevano sono diventate una conferma. La frana è ormai al limite, sta sfidando addirittura le leggi di gravità, ci aveva spiegato Luca Salti, il geologo. Non solo, ma in poche ore si sono formate nuove profonde crepe che rendono tutto ancora più instabile e pericoloso, tanto che il borgo continua ad essere off limits. Nessuno può entrare, nemmeno i residenti, per poter prendere qualche cosa dalle loro abitazioni. Ormai è troppo pericoloso, la frana potrebbe cedere da un momento all'altro, e questa mattina si sono registrate altre cadute di massi. Ieri, fra l'altro, è stata posizionata una nuova telecamera per registrare tutti i movimenti. Questa mattina almeno la pioggia ha dato un po' di tregua, ma dal pomeriggio è già previsto nuovamente il maltempo, e anche la prossima per i cittadini sarà una nottata difficile. Il maltempo di questi giorni ha creato seri problemi, sappiamo, anche nei campi, nell'agricoltura, ma anche nelle strade, in particolare nelle strade padovane, con buche e cedimenti. Sì, buongiorno da Venezia. Dunque è stata depositata la perizia tecnica sull'incidente che era avvenuto la notte del 3 agosto scorso a San Nicoletto al Lido, nel quale avevano perso la vita 2 pescatori di Castello, Natalino Gavagnin e Renzo Rossi, di 63 e 59 anni. I 2 uomini si trovavano nelle acque antistanti, appunto San Nicoletto al Lido, e contro la loro imbarcazione se ne era scontrata un'altra, un barchino che era condotto da un 28enne, Ivan Bastasin.
Bene, secondo la perizia tecnica che è stata depositata, il barchino, che era condotto dal 28enne, si trovava assieme ad alcuni amici, viaggiava a circa il doppio della velocità consentita. La perizia ha accertato tra l'altro che l'imbarcazione fosse invisibile, vale a dire non fosse dotata delle luci come previsto dalla legge. Le luci invece, per quello che riguarda i due pescatori, erano presenti, anche se non del tutto regolari dal punto di vista normativo, sia per posizione che per tipologia. Le ipotesi di reato sulle quali si sta indagando sono omicidio colposo e naufragio colposo. La chiusura delle indagini preliminari è stata ora notificata ai difensori dell'indagato e anche all'avvocato che rappresenta la famiglia delle due vittime. Con questo per ora da Venezia è tutto, vi restituiamo la linea. Questo era ovviamente, l'avete capito, l'aggiornamento da Venezia del nostro Filippo Fois sul caso della tragedia del 3 agosto 2018 con i due pescatori uccisi dal barchino che, a quanto abbiamo sentito anche da Filippo, andava troppo veloce. Allora adesso dovremmo vedere il servizio sulle buche formatesi sulle strade di Padova dopo il maltempo. È probabile che un tratto della carreggiata in direzione sud di Corso Australia resti chiusa anche nel prossimo fine settimana, dopo l'incidente con lo sversamento di cemento liquido avvenuto in un cantiere dell'alta tensione. Intanto il Comune mette in campo una squadra, anzi 4 squadre del settore manutenzioni, per sistemare le buche lungo le strade create dal maltempo in queste settimane. Il Comune anzi ha attivato un call center per raccogliere le segnalazioni dei cittadini, che possono essere inviate anche per mail o scaricando un'app sullo smartphone, e così è emerso che le situazioni più gravi si registrano a Chiesa Nuova, in via Trieste, in Corso del Popolo e in zona stazione, dove le buche sono pericolose per le auto, ma soprattutto per biciclette e moto. In parallelo proseguono i lavori di asfaltatura in orario notturno e quelli di sistemazione dei marciapiedi danneggiati in varie zone della città. È ormai un braccio di ferro quotidiano quello sull'autonomia tra Lega e Movimento 5 Stelle, ieri l'ennesimo sfogo del governatore Zaia. Se l'iter dell'autonomia del Veneto fosse un romanzo o un film, probabilmente non sarebbe un thriller, perché oramai, soprattutto visto dal versante Lega, il copione in Consiglio dei Ministri pare ripetersi quasi sempre uguale e senza colpi di scena, se non la crescente tensione che oramai sul tema pare contraddistinguere il rapporto tra i due alleati di governo ad ogni rinvio. Questo governo è bene che si attivi per darci subito l'autonomia. Il progetto c'è, abbiamo fatto tutti i compiti per casa, non posso più accettare che dai 5 Stelle arrivano frasi come ci saranno cittadini di serie A, di serie B, quello che c'è scritto non va bene, perché allora se è così ci dicano nero su bianco qual è la loro idea di autonomia. Secondo il sottosegretario pentastellato alla pubblica amministrazione Mattia Fantinati, è invece il Movimento 5 Stelle che farà un'autonomia che i cittadini attendono da 30 anni, mentre la Lega, che allora governava con Berlusconi, faceva solo chiacchiere. Se la riforma non si fa bene, conclude Fantinati, scatenerà solo caos, duplicazioni di competenze, di centri di decisione e di spesa, mentre a pagare saranno i cittadini. Particolarmente duro il deputato veneto Roberto Caon di Forza Italia, per il quale il solo modo per ottenere l'autonomia è togliere la fiducia a un governo che ha dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio di non voler arrivare a questo risultato. Questo dovrebbero fare, ha concluso, deputati e senatori veneti di ogni colore politico. Certo è che l'attesa, perlomeno vista dal Veneto, inizia ad apparire troppo lunga. Battiston, un naturalista francese, diceva che la pazienza è la virtù dell'intelligenza. Però è pur vero che poi a un certo punto finisce la pazienza. È vero che questo anno, il 2019, nel bene o nel male sarà segnato dall'autonomia. Se qualcuno ancora non ha capito che direzione ha preso la storia, lo capirà dal popolo, dalle piazze, da tutti. Siamo convinti che si tratti di un incendio doloso, anche se per ora non riusciamo a capirne le ragioni. Sono le parole del presidente di Confindustria Venezia Rovigo, Vincenzo Marinese, dopo che ieri c'è stato un principio di incendio nella sede di Confindustria, appunto, Venezia Rovigo a Marghera. Le fiamme, per motivi ancora da accertare, sono scaturite in un bagno della sede dove aveva preso fuoco il contenitore di plastica della carta igienica. L'odore e il fumo subito sprigionatisi hanno per fortuna messo in allarme gli impiegati di Confindustria, che hanno allertato subito i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio, ma pare si tratti appunto, ed è ancora da accertare, ma sembra si tratti di un rogo doloso.
bisogna capire ovviamente le motivazioni. Incidente invece vero e proprio, quello di stamane, siamo a Treviso, per fortuna non ci sono state conseguenze, ma un pannello di cemento 3 metri per 4 è caduto da un mezzo pesante all'incrocio con la Postioma intorno alle 6:45. Fortunatamente l'incidente non ha provocato ferite, reso necessario comunque l'intervento dei vigili del fuoco di Treviso, la polizia stradale e i carabinieri. Chiaramente se fosse passata un'auto in quella zona in quel momento la situazione avrebbe potuto essere molto più seria. Seria com'è la situazione in numerosi cimiteri del Vicentino, con la banda che razzia il rame nel cimitero. Ancora un colpo, stavolta a Lonigo. Lonigo, razzia al cimitero. I ladri hanno forzato il portone d'ingresso e sono entrati nel camposanto di Monticello, dove riposano le spoglie degli abitanti della frazione del Basso Vicentino. Qui i profanatori hanno portato via gli oggetti in rame e in bronzo che ornavano le tombe, non esitando a distruggere le lapidi di marmo. Gli investigatori stanno dando la caccia alla banda di Tombaroli, che potrebbe essere la stessa che finora è riuscita a sfuggire alle forze dell'ordine. Pochi istanti di pubblicità, ancora poi la prima edizione. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale. Parliamo di viabilità perché ci sarà un'interruzione della tratta ferroviaria dell'Alta Padovana durante l'estate per alcuni lavori e quindi la viabilità stradale in quel periodo sarà a rischio caos. Dal 9 giugno al 7 settembre la linea ferroviaria Campo San Piero Cittadella-Bassano verrà chiusa per il proseguimento dei lavori di elettrificazione dei binari che attraversano le stazioni di Fratte di Santa Giustina in Colle, Villa del Conte, Rossano Veneto e Rosà. L'interruzione della tratta per 30 km porterà notevoli disagi per il trasporto non solo dell'Alta Padovana ma anche del Bassanese. I lavori verranno effettuati nel periodo estivo, quando le scuole sono chiuse, per evitare problemi agli studenti che si muovono verso il Padovano e il Trevigiano. I treni in partenza e in arrivo a Campo San Piero saranno sostituiti da pullman che partiranno con gli stessi orari. Nonostante l'interruzione della linea fra Campo San Piero e Bassano, a Cittadella si potrà comunque andare da Castelfranco, anche se il costo del biglietto è leggermente maggiore. Inoltre proseguono i lavori di soppressione di alcuni passaggi a livello su tutta la linea. E ora le elezioni europee del 26 maggio, per i candidati del Movimento 5 Stelle l'Europarlamento deve poter legiferare. Sentiamo gli obiettivi del vicentino Simone Contro, candidato nella circoscrizione nord-est. Cambiare l'Europa non per stravolgerla o demolirla, ma per darle continuità, per renderla più forte, giusta, vicina ai cittadini e alle imprese. Sono gli obiettivi con cui si presentano all'appuntamento con le urne di domenica i candidati del Movimento 5 Stelle. Noi vogliamo partire subito dall'Europarlamento e dai parlamentari europei, dare più poteri ai parlamentari che ora non possono legiferare. Vogliamo che ci sia un bicameralismo perfetto e sarà una delle nostre proposte. I referendum europei, dar più potenze a questi referendum. Noi vogliamo che l'Europa sia più vicina alle piccole e medie imprese, alle associazioni e ai territori, all'ambiente e al sociale. Noi proponiamo il salario minimo anche in Europa per evitare il dumping sociale tra i vari Stati e gli operai che girano tra i vari Stati, andando a togliere lavoro ai cittadini dello Stato perché si trovano con operai che sono sottopagati negli altri Stati. Necessario rivedere il Trattato di Dublino sull'accoglienza dei migranti, prosegue Contro, avviando una politica comunitaria che preveda la redistribuzione obbligatoria dei richiedenti asilo basata sui PIL nazionali e sulle percentuali di disoccupazione dei singoli Stati. Tra i provvedimenti in materia economica, prioritario chiudere i cosiddetti paradisi fiscali, prosegue il candidato pentastellato, secondo cui l'autonomia che la Regione Veneto sta chiedendo bene si inserirà nel panorama dell'Unione. L'Europa è già un'Europa federale, noi vogliamo che questa Europa sia sempre più forte, più unita. I poteri sono già negli Stati, già per molte materie. È un po' come il Veneto, per l'autonomia del Veneto, che noi siamo a favore dell'autonomia, è nel contratto di governo. Vogliamo che questa Europa abbia più potere centrale per scegliere quelle linee politiche, come la politica estera, che adesso è seguita da ogni singolo Stato e sta creando grossi problemi, soprattutto nel Nord Africa. E a proposito di elezioni, ormai il voto si avvicina, l'abbiamo visto ormai da tempo perché il fenomeno è comparso da anni, ma con l'ultima campagna elettorale i tweet e i post sui social hanno portato al limite dell'estinzione i classici manifesti elettorali.
Questo dovrebbe essere il volto di un ex Presidente del Consiglio, questi invece sono i manifesti dell'era politica 2.0, perché ovviamente la comunicazione politica è completamente cambiata. Se voi pensate a quello che hanno significato i manifesti dal 1946 in poi, dove alcuni manifesti sono stati letteralmente leggendari e hanno formato veramente l'opinione politica. Ebbene, adesso il manifesto è di fatto un bene in via di protezione da parte del WWF, è in estinzione perché il mondo è letteralmente cambiato e questo lo dimostra. Non si può illustrare la nascita della Repubblica e le prime elezioni libere dopo il fascismo senza mostrare Garibaldi, che imperava sui manifesti del Fronte Democratico Popolare, o il celeberrimo scudo della DC a difendersi dal lancio della falce e martello sulla patria. I contadini venivano invitati a votare DC, ma ora non solo non c'è più la DC e non ci sono quasi più i contadini, non esistono neppure quasi più i manifesti. Chilometro 43 qui in Viale delle Fosse, questo vecchio sano miliario ha ormai smesso di svolgere il suo lavoro, un po' come i suoi compagni qua dietro, i cartelloni che per decenni hanno accompagnato la Prima Repubblica. In fondo quelli che sono ancora appesi qui sono un po' come il muschio che troviamo al numero 3 del miliario, cose che ne nascondono un po', siamo a livello di archeologia della politica. Prima delle tribune politiche, oltre ai comizi e ai giornali, non c'erano altro che i manifesti ad informare l'elettorato, ma anche durante il periodo d'oro della televisione il manifesto continuò a svolgere il suo ruolo, come prova questa immagine del 1968. Poi arrivò Berlusconi, che passò dal manifesto elettorale a quello pubblicitario e soprattutto internet, che rende le costose stampe da tacchinaggio un'operazione di altri tempi e la spesa per preparare i tabelloni forse superflua. Chissà se il lavoro dei dipendenti comunali, dei vari magazzini delle città italiane a un certo punto potrà essere risparmiato, perché nella nostra ricerca di metafore visive quella di questa immensa paratia muta è veramente perfetta per dimostrare come il mondo sia cambiato, questo l'abbiamo già detto, ma come probabilmente certe spese possono essere ormai del tutto accantonate. E adesso il futuro dell'orchestra I Solisti Veneti a partire dal nuovo direttore. I Solisti Veneti hanno un nuovo direttore principale. Dopo la scomparsa del maestro Claudio Scimone, che ha lasciato un vuoto enorme nell'orchestra che lui stesso aveva fondato esattamente 60 anni fa, i soci e il consiglio hanno scelto un successore che è stato anche uno dei suoi allievi prediletti fin dai tempi del conservatorio. È Giuliano Carella, milanese 63enne ma veronese d'adozione, presidente dei Solisti Veneti dal 1990. Io sono sempre stato legatissimo ai Solisti Veneti, allievo del maestro Scimone dagli anni 70, è stato il mio insegnante di musica da Camera al Conservatorio di Verona, è stata la persona che mi ha messo la bacchetta in mano e che ha cominciato a farmi dirigere. Il nuovo direttore artistico sarà Clementina Scimone, la moglie del maestro, per un'orchestra conosciuta in tutto il mondo, protagonista di tournée indimenticabili e che ha ospitato e ospiterà ancora innumerevoli solisti di livello mondiale per un futuro tra tradizione e cambiamento. Mantenere appunto questo patrimonio storico, che è un patrimonio poi di 60 anni, cioè qualcosa che è stato costruito veramente in decenni di lavoro straordinario, e nello stesso momento si cercherà di allargare per trovare delle nuove possibilità. Primo appuntamento ufficiale il 49esimo Festival Internazionale Tartini, 25 concerti tra maggio e ottobre in tutta Italia. Si comincia il 31 maggio nella Chiesa degli Eremitani. Il presidente della provincia ha poi già invitato l'orchestra a suonare nella sala consiliare di Palazzo Santo Stefano. La prima cosa che faremo è questo concerto di apertura il 31 di maggio agli Eremitani, che è anche l'apertura ufficiale del festival, nella quale presenteremo un programma dedicato per metà a Tartini, per legarci a questo compositore padovano che tanto ha significato anche nella carriera di Claudio Scimone e dei Solisti Veneti. Poi faremo Salve Regina nella revisione di Claudio Scimone, l'ultimo brano scritto da Giuseppe Tartini, e per chiudere il programma la Kroningsmesse di Mozart.
Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento con ore 13 fra pochissimo. Oggi è mercoledì, quindi è il giorno in cui la CGIL risponde alle vostre domande. Parleremo in particolare di politiche abitative e relative detrazioni fiscali. Lo faremo con Alessandra Gava, segretario generale del SUNIA, il sindacato degli inquilini, Abdoulaye Ndiaye, presidente della Consulta Immigrazione, e Graziano Basso del CAF di Treviso. E poi questa sera 20:10 con Remo Sernagiotto di Fratelli d'Italia e Gloria Callarelli, Forza Nuova, per parlare di politica e elezioni europee, ma non solo. Adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Non si placa il brutto tempo sulle nostre regioni, ci attende un'altra giornata in ostaggio di una spiccata instabilità. Ma vediamo il dettaglio di mercoledì 22 maggio. Sul Veneto andrà meglio al mattino con più sole, dal pomeriggio però aumenterà la nuvolosità con l'arrivo di qualche rovescio, meno probabile tuttavia sulle aree costiere. Temperature minime tra 11 e 15 gradi, massime in aumento comprese invece tra 18 e 22 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo qualche pausa asciutta e soleggiata nella prima parte della giornata. A seguire però avremo precipitazioni piuttosto frequenti, in esaurimento comunque entro la nottata. Temperature minime tra 12 e 15 gradi, massime oscillanti invece tra 17 e 21 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, con temporali un po' ovunque, ma col passare delle ore andrà un po' meglio e il tempo risulterà più asciutto. Temperature minime tra 9 e 11 gradi, massime in aumento comprese tra 24 e 25 gradi. Bene, questo aggiornamento meteo per ora termina qui. Arrivederci.